democratica precisa. Avanti con Berlusconi ma senza l'UDC, dice la Lega. Da Venezia l'inviato Luciano Gelfi. Se l'Italia va giù, la Padania viene su, non c'è santo che tenga. L'obiettivo non cambia. In un'Italia dove sembrano restringersi gli spazi di democrazia, Umberto Bossi lo indica una base che scalpita. Il Nord con la crisi non ce la fa più a sostenere il Centro-Sud, quindi la secessione resta in prospettiva un traguardo e una minaccia. Ma la via che indica il leader della Lega è quella democratica. Bisognerà trovare la via democratica per forse quella referendaria. Se la prende con i giornalisti che lo hanno descritto stanco e parlano di Lega divisa, il senatore, e rivendica al Carroccio il merito di aver salvato le pensioni all'interno di una manovra dettata dall'Europa. Dunque restare al governo ha ancora senso, spiega Bossi. Il federalismo fiscale è conquistato, non è poca cosa. E Maroni aggiunge: per noi il governo è un mezzo e non un fine, e ci scoraggia la politica romana fatta di fango e complotti di palazzo. Stiamo lì e resistiamo stringendo i denti, almeno fino a quando ci sorreggerà la convinzione che possiamo farcela, almeno fino a quando ce lo dirà Umberto Bossi. Avanti con Berlusconi, spiega Calderoli, ma senza allargare la maggioranza all'UDC, no anche a ogni ipotesi di governi tecnici. Il nostro è un governo politico, tutti gli altri non sono governi politici, sono degli inciuci. No a un governo di unità nazionale, puntare al voto prima possibile. Di Pietro chiude.